Come commenta i risultati di queste elezioni regionali in Veneto? Ma grande vittoria del centrodestra, grande affermazione del presidente Luca Zaia. I veneti hanno premiato i buoni amministratori e credo che questo sia l'aspetto più importante. Al di là dei colori politici hanno dato fiducia a chi ha governato bene. Senatore, un risultato importante che dà forza alla battaglia per l'autonomia del Veneto. Sì, sicuramente. Domenica e lunedì scorso 1,8 milioni di cittadini veneti hanno votato per il centrodestra e per il presidente Zaia per raggiungere questo obiettivo. L'autonomia è il primo punto nella nostra agenda politica. Lei ha presentato una interrogazione parlamentare, un'interrogazione importante, ma di cosa si tratta? Il ministro Boccia in un'intervista della Stampa ha detto che stanno andando avanti sulla legge quadro sull'autonomia. Io finché non vedo nero su bianco non ci credo, quindi ho presentato un'interrogazione proprio per capire quali sono i tempi per raggiungere l'obiettivo di avere finalmente questa legge quadro sull'autonomia. I veneti aspettano questo, i veneti ci chiedono questo, i veneti ci hanno votato per raggiungere questo obiettivo e noi lo vogliamo.